con il nostro ospite Cristiano Romanin, consigliere comunale appunto a Campoformido, nuova tornata in quel di Campoformido, quindi tutti il sindaco nuovo, il consiglio comunale nuovo, giunta nuova ovviamente, e anche la voce di Campoformido che è nuova nel senso che è il semestrale, quindi esce ogni 6 mesi e dovrebbe dare, dico il condizionale, dovrebbe dare parimenti gli spazi sia alla maggioranza che alla minoranza. Cristiano Romanin, Lega Nord della minoranza, sì, esatto. Ecco, e collaborano tutti, mi pare, dovrebbero collaborare un po' tutti a questo, in teoria, no? In teoria sì, intanto buon proseguimento mandi a tutti i telespettatori e grazie per questa opportunità. Se andassimo a calcolare il peso elettorale, sulle 32 pagine almeno il 49% dovrebbe spettare alle minoranze. A forza di combattere siamo riusciti ad ottenere un accordo che prevedeva, o avrebbe dovuto prevedere, almeno 3 pagine. Sono state ridotte a 2 e, non contento, il direttore responsabile, che su nostra proposta è un amministratore, in quanto il professionista che seguiva la voce di Campoformido, uno stimato professionista, con la fine del mandato precedente ha visto concludersi anche il suo incarico, diceva appunto abbiamo fatto risparmiare 4.000 euro che in teoria dovevano essere affidati a questo incarico e nonostante l'accordo sulle 3 pagine, nonostante siano state ridotte a 2, è stato tagliato anche... Esce con quante pagine alla minoranza? 2. E tutto il resto è dedicato a un buon 30% per le associazioni e la realtà del paese, ma ovviamente la prima parte è dedicata all'attività amministrativa della maggioranza. Infatti io proporrei anche di cambiare il titolo, perché più che di Campoformido lo definirei della maggioranza che attualmente è al governo a Campoformido. E questa è ovviamente una critica, ma una critica su base dei fatti. Perché? Perché lei aveva dato al direttore un intervento che è stato brutalmente tagliato per oltre il 50%, avevamo concordato un numero di battute, avevamo concordato un'ultima successiva riunione per visionare, come avevo anche richiesto per iscritto, le bozze e come previsto dal regolamento del notiziario. Il direttore responsabile ha ritenuto, parole sue, perché nella seconda parte lo criticavo e quindi era una cosa tra me e lui, secondo lui, e per questo motivo è andato in stampa senza avvisare nessuno, senza convocare il gruppo di lavoro e quindi mi sono ritrovato sotto Natale il regalo che è appunto una limitazione della mia libertà di espressione e di critica all'amministrazione. Senta consigliere, adesso il caso politico c'è. A questo punto, quindi che cosa farà la minoranza? Ma la minoranza sta già facendo, si è già mossa, ovviamente abbiamo denunciato il fatto pubblicamente e anche questa occasione mi permette di ribadirlo. In più abbiamo segnalato all'ordine dei giornalisti questa, diciamo così, violazione delle regole deontologiche e anche del buon senso, perché appunto bastava leggere il regolamento comunale per capire come comportarsi, e poi ovviamente faremo un'azione in consiglio comunale dove chiederemo che la voce di Campoformido venga cancellata così com'è dal bilancio comunale per destinare i fondi previsti ad altre attività e non certo ad un organismo che non permette la pluralità di espressione su queste pagine. Cristiano Romanin è stato quanto mai chiaro in questa sua espressione, perché poi è un fatto tangibile, basta aprire le pagine, l'ho visto anch'io, sia la brutta, chiamiamo pure così, che quanto è stato pubblicato. Poi dopo cosa ha detto il direttore, che era un fatto tra di loro, quindi non era giusto che andasse sulle pagine, ma queste sono se gli avessi fatto le lodi probabilmente sarebbero state 4 pagine. Andando a cancellare anche l'indirizzo Facebook, mi pare. Sì, infatti noi avevamo anche indicato i nostri capiti, le pagine Facebook Web Romanini oppure Lega Nord Campoformido, con le quali cerchiamo di mantenere un contatto con i cittadini e siamo a disposizione per qualsiasi consiglio o segnalazione. Anche questo fatto è stato tagliato perché è ritenuto non opportuno. Abbiamo detto grazie a Romanini, dunque vedremo un po' che cosa risponderà probabilmente la giunta di Campoformido. E adesso andiamo con un servizio.